Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta dello splendido territorio dell'Agro Falisco. Siamo a Civita Castellana in occasione della festa patronale dei santi Marciano e Giovanni. Civita Castellana si trova a 145 metri sul livello del mare e conta circa 17.000 abitanti. È conosciuta per l'origine falisca e per le sue ceramiche. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle, mettetevi comodi, a voi Civita Castellana! Civita Castellana è una bella città in provincia di Viterbo con una storia trimillenaria, nasce nell'VIII secolo a.C. Qui c'erano i Falisci che erano un popolo in competizione con Roma fino al 241 a.C. quando purtroppo per noi vennero conquistati, la città venne rasa al suolo praticamente, la Faleri Novi venne ricostruita a circa 5 km da qua. Poi nei primi secoli del Medioevo la città venne di nuovo colonizzata, diventò di nuovo popolosa e pian piano la città è cresciuta. Qui come vedete siamo in questa splendida cornice del Duomo che venne costruito nel 1200, nel 1100 già la Madonna dell'Arco, nel 1490 Rodrigo Borgia costruì il Forte San Gallo. E poi Papa Clemente costruì il Ponte Clementino e la città pian piano, molto lentamente, si è andata espandendo anche dall'altra parte, della Forra, questo canyon meraviglioso che circonda il nostro centro storico. Poi la città ha avuto un'espansione all'inizio di questo secolo grazie alla ceramica e oggi è una città industriale che produce igienico-sanitario. Il nostro gonfalone mostra un cavallo bianco, sopra c'è un cavaliere che esce dalla porta Borgiana, che è la porta che troverete qua sotto sulla strada che va a Castel Sant'Elia, è ancora visibile. L'attuale diocesi di Civita Castellana ha raccolto l'eredità dell'antichissima diocesi di Faleri. Andiamo ad incontrare il vescovo. La festa qui è una dimensione molto importante e molto sentita. Io che vengo a fare il vescovo qui, essendo stato parroco a Roma, in città, ho trovato questo grande strumento di socializzazione e tutto sommato anche di pastorale, che è la festa. Perché festa vuol dire che ognuno partecipa, ognuno ci sta. Non è minimamente un'imposizione in qualche modo subita, ma è proprio un desiderio di esserci e di viverla fino in fondo, come persone e come famiglie. Quindi è sicuramente una realtà molto bella ed è una strada molto bella di accesso al cuore delle persone. I santi Marciano e Giovanni sono stati martirizzati non propriamente a Civita ma in un paese vicino che si chiama Rignano Flaminio, ma sono entrati nel cuore delle persone anche per la singolare situazione di padre e figlio, per questo accoppiamento familiare una volta tanto maschile nel senso più sano del termine. E sono entrati nella vita della gente e oggi qui è San Marciano per tutti e tutti lo sentono così ed è un richiamo. Mi auguro che dal campanile si possa passare al tabernacolo.
Ovviamente la nostra, come tutte le diocesi, è una diocesi che ha da affrontare le sfide della nuova evangelizzazione, della cristianizzazione, dell'allontanamento dei giovani dalla Chiesa, ma la nostra società civile, soprattutto nella zona di Civita Castellana, bella per tante tradizioni e tante memorie, sta passando una crisi economica terribile, che ha delle ricadute estremamente preoccupanti anche nel vissuto delle persone. Noi come Chiesa abbiamo per esempio superato molto bene il momento di difficoltà dell'accorpamento delle antiche diocesi e stiamo cercando di affrontare anche le sfide dei tempi nuovi. Molte zone della diocesi, anche da un punto di vista civile, non se la passano male, altre vivono una terribile difficoltà. Il distretto di Civita Castellana in primo luogo, qui abbiamo un 50-60 mila persone davvero allo stremo. Il messaggio del pastore al gregge è: lasciamo emergere i tanti fermenti positivi che ci portiamo dentro. Lasciamoci educare, non abbiamo paura del nuovo, quando il nuovo significa recuperare le ricchezze delle potenzialità nascoste. Tanti ingredienti dalla terra arrivano direttamente sulla tavola dei ristoranti di Civita Castellana. Andiamo a scoprire alcune ricette rivisitate in chiave moderna. Ci troviamo all'interno della corte del Re Falisco, all'interno del ristorante Le Scuderie, e oggi andremo a proporre un piccolo menù che abbiamo rivisitato e rappresenta il territorio. Come antipasto abbiamo pensato di preparare un filetto di piccione in crosta di nocciole con foie gras e una crema di broccolo romano, e lo andiamo ad abbinare con un vino rosé di un'azienda agricola locale, la Tre Botti. Per quanto riguarda il primo invece abbiamo preparato un fieno, che è una pasta tipica della zona, tagliato a mano all'uovo, e lo abbiamo ripassato con del cascio e del pepe, e abbiamo aggiunto della pancetta croccante e degli asparagi. Abbiamo abbinato con una greco malvasia di un'azienda agricola di Corchiano. Per quanto riguarda il secondo invece abbiamo fatto un filetto di maiale in crosta di pane con una crema di ceci e delle castagne dei Monticimini, che sono tipiche della nostra zona. Abbiamo abbinato invece un vino rosso, un Sangiovese Merlot, il dessert che è un cremoso al cioccolato al latte con yogurt, un caramello salato e un pan di Spagna al cioccolato e cannella. Andiamo ad abbinare con un muffato della Sala dei Villa Puri. Tutti i nostri piatti sono conditi con dell'olio, che è di nostra produzione, un'azienda biologica che si trova qua nel territorio. La cattedrale di Civita Castellana rappresenta l'orgoglio di tutta la popolazione. Andiamo a conoscere il giovane parroco. Siamo nella cattedrale di Civita Castellana, che è la chiesa madre della diocesi e la chiesa principale della città. Civita è una cittadina abbastanza grande rispetto ai paesi che ci stanno attorno, e quindi abbiamo diverse parrocchie. Ormai le parrocchie del centro storico sono state raggruppate in un'unica unità pastorale. Poi nella parte nuova abbiamo altre due parrocchie e abbiamo due parrocchie fuori, Sassacci e un piccolo borgo, proprio Borghetto. Tutte le parrocchie convergono qui nei momenti di festa, in modo particolare per la festa patronale che si svolge il 16 settembre. I nostri patroni sono i santi Giovanni e Marciano, martirizzati qui vicino. Noi abbiamo i resti custoditi sotto l'altare e quella piccola urna con alcune parti di ossa viene portata durante
la processione che si fa la sera della festa dei patroni. La particolarità di questa festa e di questo paese è che le messe iniziano alle 5 del mattino e la gente viene alla prima messa delle 5, poi altre messe successivamente, una ogni 3/4 d'ora fino alle 9:30, e tutte le messe sono molto frequentate. Poi dopo c'è la messa solenne presieduta dal vescovo, anche quella è molto partecipata. Nella serata c'è un'altra messa e la processione fa il giro del centro storico, arriva nella piazza principale dove il vescovo parla alla popolazione che si raduna lì per aspettare l'arrivo delle reliquie dei santi, e poi riparte e fa il resto della processione. Siamo fortunati ad avere una bellezza come questa, è una chiesa del 1210 fatta dai maestri cosmati. La facciata e il pavimento ci fanno vedere quanto erano bravi questi artisti e quante bellezze ci hanno lasciato. Noi cerchiamo di custodirle al meglio possibile, cerchiamo di accogliere per quello che riusciamo chi viene a visitarle, e cerchiamo di gestire quello che non è solo un bene architettonico, ma è comunque una comunità di fedeli. Questa è la cosa più importante. La nostra quotidianità non è il bene culturale, che pure rimane e è inestimabile, ma è il bene ancor più grande, ancor più inestimabile delle anime che stanno qui. Civita Castellana è conosciuta nel mondo per l'arte della ceramica. Andiamo nel laboratorio di Mastro Cencio. Stiamo lavorando su un Oinokò a cartoccio Falisco, III secolo 350 a.C. È una popolazione locale nostra, proprio del territorio, artisti nostri, popolazione nostra, qui di Civita Castellana, che si chiamava Faleri. È un continuo artistico tra le antiche radici e quello che riesco a fare oggi io con le stesse tecniche, mantenendo le cotture, le vernici, il modo di decorare che avevano loro. C'è una piccola modernità che sono i forni, non ho i forni a legna ma i forni a gas, diciamo l'unica nota moderna che c'è in questo mio lavoro. Dall'età di 12 anni mio padre mi regala un oggetto fatto da un signore che faceva delle imitazioni molto prima di me. È una passione, un amore che mi ha portato a questo lavoro. Esco dall'istituto d'arte e poi tra stoviglierie e sanitarie e piastrelle da rivestimento riesco a tirare fuori del tempo per me per fare queste cose che voi vedete. Per quanto riguarda le imitazioni, a me mi richiedono parecchi stili, ci sono dal corinzio, l'arcaico, i buccheri, oppure c'è il lattico a figure nere, il lattico a figure rosse, e il rodiota, ci sono tantissimi stili. Cotture particolari, perché c'è chi viene cotto nel terreno, chi viene cotto in riduzione come il bucchero, oppure c'è in riduzione ossidante per quanto riguarda tutto il figurato. Quest'ambiente prima di tutto è del 1200, diciamo come ambientazione. E poi l'ho voluto mantenere più possibilmente come era in realtà, senza toccare o intonacare. L'unica cosa che c'è di diverso è il pavimento, perché non ho trovato il cioccolato, se no l'avrei mantenuto, quello antico. Con la gentile signora Mirella andiamo a conoscere i famosi frittelloni di Civita Castellana. Come
avete visto, il piatto tipico di Civita Castellana, diciamo, è i frittelloni. Frittelloni che poi sono fatti molto semplici: uova, c'è un pizzico di sale, farina e acqua. Vanno ben impastati, poi diluiti con l'acqua e poi dopo si deve vedere la densità sulla padella. Certo, chi ha più manualità riesce a farne di più perché ha più, diciamo, padelle per poterle fare. Io questa manualità ce l'ho e la faccio con 4 padelle, però è un piatto che si può fare sempre, ma che da noi molto si fa per carnevale. È un piatto tipico e noi ne andiamo quietissimi perché ce l'hanno tramandato e per noi è una tradizione farlo. E continuiamo a farlo, dando poi sempre questa importanza pure ai giovani perché continuano questa tradizione. Una volta fatti questi frittelloni, che sono come delle crepe fine, poi vanno messe aperte e messi del pecorino e si arrotolano come dei piccoli cannelloni, diciamo, e si mettono in un piatto e si mangiano. Se sono abbastanza caldi sono ancora più buoni. E questo è il tipico frittellone. Alcuni poi li lasciano per il giorno dopo e ci fanno il brodo e ci mangiano come primo piatto. Sono la responsabile della confraternita dell'Addolorata e siamo un bel gruppetto e noi seguite da Don Maurizio. Io sono nata, cresciuta qui e vedo altri paesi sono più belli, però per me è proprio il modo di vivere, le persone, perché sono molto aperte fino adesso, poi specialmente in questa via dove io sono nata e cresciuta, diciamo. C'è molta comunicabilità, ci si aiuta uno con un altro. Qui ancora c'è un modo di chiamarsi. La sera noi d'estate, a volte di fuori, ci chiamiamo e stiamo lì, parliamo. A volte ci raduniamo per cenare insieme. Abbiamo questo modo di vivere che non ti fa sentire sola. Per me questa cittadina è tutto, dove ancora ha valore la persona, dove ancora c'è questa comunicabilità. Adesso andiamo da Mignolò, ristorante storico di Civita Castellana, per scoprire il suo piatto di punta. Benvenuti da Mignolò. Quest'anno festeggiamo i nostri 85 anni di attività, è un ristorante tipico di zona e sono qui con me mia madre, mia sorella e mio padre. Ha aperto il mio bisnonno nel 1929 per poi passare a mio nonno, mio padre e adesso stiamo entrando io e mia sorella. Il nostro piatto proprio forte sono i rigatoni da Mignolò, dai bambini di 2 anni fino agli anziani di 80-90 anni. I rigatoni da Mignolò sono fatti in una salsa rosa con pomodoro, panna, e peperoncino, e funghi, e carni miste e cacciagioni e una spolverata sopra di parmigiano. Vi aspetto a Civita Castellana. Nella cattedrale di Santa Maria Maggiore andiamo ad ascoltare il coro intitolato a Don Giuseppe Bellamaria, compianto parroco della città. Mi chiamo Laura Mannato e sono la direttrice del coro della cattedrale di Civita Castellana dove ci troviamo in questo momento. La cattedrale è intitolata a Santa Maria Maggiore e il coro invece porta il nome di Monsignor Giuseppe Bellamaria, che è il nostro amato ex parroco che è scomparso circa 7 anni fa e appunto al quale il coro ha voluto dedicare la denominazione. Siamo molto affezionati a lui e gli dobbiamo molto perché pur non avendo fatto degli studi musicali precisi
ha saputo infondere nei coristi la passione per il canto, soprattutto il canto gregoriano e il canto polifonico di Palestrina. Io ho rilevato il coro quindi nel 2007, è un coro prettamente liturgico che ha come primo obbligo quindi quello di animare le funzioni più solenni della Pasqua, il Natale, i santi patroni. Da quando io l'ho rilevato, avendo comunque condotto degli studi specifici sulla direzione di coro, ho voluto comunque mettere il coro alla prova anche con repertori extra liturgici. In ricordo di Don Giuseppe svolgiamo sempre qui in cattedrale un concerto importante con l'accompagnamento dell'orchestra, affrontando il repertorio quindi barocco o classico. Nello stesso luogo dove vedete questo organo in questo momento ha suonato anche Mozart, quando dirigendosi verso Roma ha fatto tappa a Civita Castellana. L'organo non è propriamente lo stesso perché è stato ristrutturato, è un bellissimo organo che il nostro organista, il maestro Enrico Mazzoni, ama suonare, per cui nelle festività più solenni il coro si colloca proprio in cantoria. Sempre nel centro storico di Civita Castellana andiamo ad incontrare un altro storico artista della ceramica. Io ho frequentato l'Istituto d'Arte, ho lavorato per un periodo nella ceramica industriale, come un po' tutti a Civita Castellana. Poi intorno ai 30 anni la mia grande passione, diciamo, per la pittura, per l'arte in genere, mi ha portato a questa avventura e mi sono inventato il lavoro di restauratore e ceramista. Il restauro poi l'ho abbandonato e adesso faccio solo ceramica. Quindi sono circa 35 anni che faccio questo lavoro. Non era una tradizione di famiglia, è una mia passione nata con me e sicuramente morirà con me. Adesso sto facendo un vaso con grottesche di tipo rubinate. È un decoro molto diffuso nel Rinascimento, Urbino, nella zona delle Marche soprattutto. Qui abbiamo la nostra tradizione, diciamo, più importante, è quella del Novecento. Quella della prima metà del Novecento. Anche noi abbiamo dei motivi a grottesche molto interessanti, ma diversi da questi. Figure più fantastiche. L'altra tradizione nostra del territorio è quella della fine del 1300, è la cosiddetta produzione della famiglia verde, dove predomina il colore del verde ramina. Questo piatto con gli uccelli dietro di me è un esempio tipico della produzione. Questa è una produzione che abbraccia un'area abbastanza vasta, l'area della Tuscia e della Bassa Tuscia, tutta l'area a nord di Roma fino a Tarquinia, Tuscania, Orvieto, Viterbo e comprende Civita Castellana. Il momento è difficile, io faccio questo lavoro per amore, è difficile rinunciare a un lavoro che si ama molto, costa molta fatica. Civita Castellana è la mia terra. Io la amo profondamente perché sono fortemente legato al territorio, alla storia. Secondo me chi ama la storia ama l'umanità, perché la storia è la storia dell'umanità. E chi ama l'umanità ama la vita, e quindi è fondamentale. Sono stato impegnato all'oratorio per tanti anni. Ho iniziato ai tempi di Don Silvano Francola. Sotto mano, insieme a mia moglie, ci abbiamo avuto tanti e tanti ragazzi.
fino a 10 anni fa che poi uno si invecchia. Per soprannome a Civita Castellana mi chiamano Alocca e se qualcuno sta facendo mi chiama Sa, io non mi giro perché nemmeno mi ricordo più che mi chiamo Alessandro. Allora dopo se si ricordano loro, Locca, e allora mi giro. Io sono qui per invitarvi a tutti a Civita Castellana. Comunque ricordatevi una cosa, se assaggiate i frittelloni dovete assaggiare la moda dei civitonici, un frittellone e un bicchiere di vino, perché i vecchi nostri dicevano così. Perciò dopo che avete mangiato un frittellone e un bicchiere di vino, è fatta. Sono tante altre le cose da scoprire a Civita Castellana in provincia di Viterbo, il museo archeologico dell'Agro Falisco, il museo della ceramica e soprattutto gli abitanti sono molto accoglienti. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva Civita Castellana, viva l'Italia, ciao e buone passeggiate italiane!